Vicepresidente, oggi la Regione è presente a questo master universitario valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali e guarda anche al futuro con i mezzi dei social. Beh, questo è veramente un master importantissimo per quanto ci riguarda e dobbiamo un grazie all'Università di Udine per questa proposta. Noi abbiamo aderito molto volentieri, sia noi parte politica, quindi la parte che in qualche modo ha disegnato il piano strategico della Regione, eccetera, che governa alcuni processi, che proprio Promoturismo con il suo direttore marketing. Perché? Perché qui si formano i futuri dirigenti del futuro, i futuri operatori, coloro che riusciranno a dare delle risposte reali al mondo del turismo del Friuli Venezia Giulia. E quindi sappiamo bene cosa oggi valga il turismo rispetto all'economia, ma anche rispetto al sociale, anche rispetto al disegno di prospettive per questa nostra comunità regionale. E devo dire che il master organizzato è veramente di altissimo livello. Nuove professioni oltre che nuovi modi per attirare i turisti. Abbiamo visto durante questo master, questa lezione di questo master, come perlomeno 3 nuove figure negli ultimi 3 anni siano uscite proprio dal riuscire a scrivere nei blog piuttosto che commentare, piuttosto che montare, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo che oggi questo è un mondo dei social, è un mondo in grandissima evoluzione e che crea posti di lavoro e che crea quindi sicuramente occupazione. E sappiamo benissimo che oggi dobbiamo sostituire all'occupazione tradizionale di quello che è il nostro manifatturiero, eccetera, eccetera, che sta tornando ad essere forte ma che non troverà molti posti di lavoro in più perché c'è ovviamente tutta la robotizzazione, tutta la parte informatica, eccetera, eccetera, deve trovare nuovi sbocchi occupazionali. Sicuramente il turismo e le operazioni legate al turismo, che non sono appunto solo quelle legate alla infrastrutture alberghiere o quant'altro, ma cioè quelle legate al marketing, sicuramente offrono sbocchi molto interessanti.